l'arbitro Longobardi di Schio che dà il fischio iniziale di questo match. Padova calcio a 5 contro Sanveville. Di Carraro si cerca la profondità, prova a far tutto da solo, prova anche il tiro, Di Tano è ben piazzato, può controllare. E poi Meggiorin, bravo Di Tano ancora Meggiorin, adesso il buon pallone per Scarparo che prova a piazzarla. Perenzin che ha spinto in maniera poco sportiva Carraro. Intanto lo stesso Perenzin e c'è il gol proprio di Perenzin. Gol quindi del Sanvemille che va in vantaggio. Il gol realizzato da Perenzin al 13° minuto del primo tempo e ancora una volta diciamo clamorosa, ma va in vantaggio la formazione ospite. 1-0 quindi per il Sanveville. Pallone in mezzo, ancora c'è il raddoppio del Sanvemille con Biasetto. Biasetto porta a 2 le marcature della formazione ospite, 2-0 e questo è davvero clamoroso. Al 15° minuto Biasetto porta a 2 le marcature per il Sanvemille. Calcio d'angolo intanto, pallone all'indietro, Pedol, buona la sua conclusione di sinistro, Mazion la accompagna fuori. Padova sotto 2-0 contro l'ultima in classifica che ha soltanto 4 punti. È davvero anche questo un segnale che qualcosa è successo in questa squadra. Cardellicchio tutto solo, attenzione, Cardellicchio realizza il 3-0. Il 3-0, esultanza dei tifosi del San Vedemiano giunti sin qui, ma adesso il Padova ha davvero toccato il fondo. 3-0, gol di Cardellicchio al 16° minuto. Paperini ancora, pallone in mezzo, Luca che può andare al tiro e poi è Simonetti che realizza il gol. Simonetti che realizza il gol del momentaneo 3-1. Simonetti su una buona azione di Lucca. Oggi bisogna affrettare i tempi, pallone in mezzo e poi il gol di Meggiorin quasi dalla linea di fondo, incredibile, Meggiorin al 18° minuto porta sul 2 le marcature del Padova, proprio dalla linea di fondo è riuscito Meggiorin a girarla dentro. Questa è clamorosa, amici, possiamo già annunciarlo, il Padova ha perso anche questa partita. Un secondo alla fine, arriva qua la sirena, Padova perde anche questa partita contro l'ultima in classifica che fin qui aveva realizzato solo 4 punti ma che è venuta a vincere al Palagozzano. Scandaloso, definiamo così, scandaloso Padova.